Si è conclusa oggi la seconda edizione di Cantiere Città, un programma volto a consolidare le capacità progettuali delle città finaliste al titolo di Capitale della Cultura. Continuano le iniziative per la violenza contro le donne, ieri a Favara un incontro organizzato dall'Arcipia di Agrigento. Al villaggio Peruzzo la scuola Margherita Hack con il comitato di quartiere fa un'altra iniziativa. 2 consigli comunali aperti straordinari si sono svolti ieri a Favara, tra i punti all'ordine del giorno il problema scolastico, i precari e il bilancio. La Confartigianato in campo per la sicurezza agli anziani, in una campagna svolta in collaborazione con le forze dell'ordine, diffuso un video promozionale che vede testimonial il comandante dei carabinieri di Agrigento Putortì. L'Istituto Gallo di Agrigento sottoscrive un protocollo d'intesa con il gruppo alberghiero dell'Adler, la Lega Cooperative presenta il bando per le imprese start-up, il Circolo Empedocleo illustra gli eventi culturali per l'anno 2024, il gruppo di preghiera Padre Pio della parrocchia Santa Rosa si riunisce per una celebrazione degli insegnamenti del santo di Pietrelcina. Il Licata Calcio pareggia contro la città di Sant'Agata, mentre la Fortitudo vince in casa contro il Latina. Benvenuti all'appuntamento del nostro telegiornale TVA Notizie. Si è appena conclusa ad Agrigento la seconda edizione di Cantiere Città, un programma volto a consolidare le capacità progettuali delle città finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura, promosso dal Ministero della Cultura. L'incontro conclusivo si è svolto oggi presso la prestigiosa sede del Museo Diocesano di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è conclusa ad Agrigento la seconda edizione di Cantiere Città, un programma volto a consolidare le capacità progettuali delle città finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura, promosso dal Ministero della Cultura. L'incontro si è svolto presso la prestigiosa sede del Museo Diocesano di Agrigento. L'obiettivo è quello di preservare e consolidare idee, visioni, reti e partenariati avviati durante il processo di candidatura, trasformandolo in opportunità per uno sviluppo armonioso del territorio. 10 le città che hanno affrontato nuovamente la sfida di sviluppare strategie di crescita basate sulla cultura, rinnovando e ripensando le idee e i progetti presenti nel dossier della candidatura. Città che ha voluto dare delle linee guida alle 10 città finaliste. Quel desiderio che io ho lanciato a Roma il 31 marzo, quello cioè di creare una rete turistico-culturale, si sta avverando. Ringrazio anche il Ministro San Giuliano. È un progetto che comprende tutte e 10 le città, è la realizzazione di un progetto anche itinerante con capofila a Aosta. Sono contento perché quella competizione iniziale sono riuscito a trasformarla in cooperazione e devo dire la verità che sono stato ascoltato da tutti. L'unione fa la forza, Sindaco, per dare un segnale al territorio, al Paese? Sì, l'unione dà la forza, questo è il tema che io voglio portare avanti, così come nel dossier abbiamo messo l'intera provincia di Agrigento con i 43 comuni, così anche stiamo unendo tutte e 10 le città. Questo è un segnale forte che voglio dare. Uno dei principali temi che voglio portare avanti è quello di coinvolgere l'intera cittadinanza, l'intera provincia a questo progetto. Gli ostacoli verso lavori per la fondazione della cultura sono superati ormai? Sì, no, tutto superato, si andrà avanti, già i progetti sono pronti, sono in cantiere, si sta lavorando anche per la governance, tutto va a gonfie vele. Ci sarà una collaborazione del Consiglio Comunale, abbiamo visto che c'era stata una spaccatura all'interno del Consiglio nei confronti della Fondazione. Ora non parlate sopra lei. No, c'è stato invece, il Consiglio Comunale ha dimostrato maturità e compattezza, la maggioranza in toto ha votato positivamente per la realizzazione del dossier, quindi sono estremamente contento perché i progetti vanno avanti. Qualche anno fa il Ministero della Cultura ha ideato e bandito un'iniziativa che è Capitale Italiana della Cultura, che è un progetto che premia ogni anno una città che pensa che con la cultura si possa fare sviluppo economico e sociale delle collettività. 2025 sarà Agrigento, ma noi abbiamo deciso
con questa iniziativa Cantiere Città, di mettere insieme tutte le città che si sono candidate, perché alla base c'è stato un enorme, profondo, importantissimo percorso di progettazione, di condivisione delle visioni. Stiamo parlando di città che scommettono sulla cultura come il motore fondamentale per una nuova stagione economica, sociale, di rinascita, e oggi queste città sono qui che si confrontano con Agrigento in un percorso tra pari su cosa mettere in campo per lo sviluppo dei territori. Si parla anche di uno spettacolo teatrale da portare in giro per l'Italia, per le città finaliste. Questo sarebbe fantastico, stanno lavorando per chiedere un finanziamento al Ministero della Cultura proprio per uno spettacolo che possa raccontare alle persone la diversità culturale di questo straordinario paese. L'Italia è la città dei comuni, dei borghi, dei 1000 comuni, ed è bellissimo l'idea di uno spettacolo che possa raccontare questa diversità e far capire ai cittadini quanto l'Italia sia ricca da un punto di vista culturale. Non è affatto scontato che lavorare insieme implichi la sottoscrizione di un accordo che vuol dire andare avanti a costruire delle opportunità di lavoro insieme, una cosa molto importante perché non avviene spesso. Dopodiché in tutti questi appuntamenti ci sono stati dei salti in avanti forti che sono dovuti a un incremento della fiducia reciproca tra le città. Teniamo conto che sono città che hanno partecipato a una competizione, una ha vinta e le altre no, quindi il fatto di mettersi d'accordo è davvero un elemento importante. E adesso quello di decidere di costruire le opportunità per fare delle produzioni insieme, per fare delle attività insieme, affrontare l'anno della capitale con una partecipazione collettiva, credo che sia veramente l'elemento più importante, che possa costituire una base, un esempio anche per le edizioni successive. Se queste attività dessero luogo a una comunità professionale che si consulta, che si sente, che mette in comunione esperienze e professionalità, credo che sarebbe un passo avanti davvero fortissimo e che contrasta quella logica campanilistica che ha sempre caratterizzato in qualche modo la dimensione comunale. Il Moody è al centro di questa 3 giorni oggi per discutere di questo progetto importante, Cantiere Città. La Diocesi di Agrigento insieme al Museo Diocesano ha accompagnato la candidatura a Agrigento Capitale della Cultura 2025, sta elaborando, la Diocesi insieme al Museo stanno elaborando diversi progetti culturali di alto spessore. Speriamo di portare ad Agrigento veramente esperienze significative e non potevamo non essere presenti ad accogliere i Cantieri di Città, il seminario in accompagnamento a quello che è stata la candidatura delle altre città e naturalmente quella di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Pertanto il Museo Diocesano accoglie nelle sue sale i rappresentanti delle altre città per stabilire ponti di comunicazione, ponti che possano portare anche progetti dalle altre città candidate anche ad Agrigento e aprire così una collaborazione con il territorio nazionale. Si è svolto a Favara, presso la sede del Castello Chiaramontano, un incontro sulla violenza contro le donne organizzato dal CPA di Agrigento, dirigente scolastico Santino Lopresti, dal titolo "Anche se la paura fa tremare non hai smesso di lottare", che ha visto anche la partecipazione del nuovo questore di Agrigento, Tommaso Palumbo. Il CPA oggi qui a Favara per un evento per parlare della violenza contro le donne, alla presenza anche del sindaco, di varie personalità del mondo della cultura, psicologi, sociologi, ma anche del questore. Sì, io sono grato sia al sindaco per averci offerto questa possibilità di farlo al Castello Chiaramontano, per l'intervento. Volevo ringraziare il questore perché il questore, questo è fatto da poco qui ad Agrigento, e quindi averlo oggi in un confronto con i giovani e con i giovani extracomunitari, dove quindi magari la donna è vista in un modo diverso da quello nostro, non né peggio né migliore, però sicuramente diverso, sia l'altro punto di vista è stato estremamente importante. Abbiamo visto i lavori che hanno fatto questi ragazzi, abbiamo visto quindi i lavori fatti dai docenti assieme ai ragazzi, i video, quello che hanno scritto e quello che hanno detto, e devo dire io sono estremamente
estremamente contento, perché da parte di questi ragazzi che magari hanno un pensiero diverso dal nostro per religione o per costume, perché diciamo quello è un contesto sicuramente diverso dal nostro, avere sentito nei confronti della donna quello che abbiamo sentito e visto, cioè che non esiste la violenza nei confronti della donna, che la donna va amata, ma amata nel senso vero del termine e non nel senso sbagliato, perché talvolta noi confondiamo l'amore con la violenza, ma l'amore e la violenza non vanno in parallelo, l'amore e la violenza sono in contrapposizione tra loro, è stato importante. È chiaro che a tutto questo ha contribuito l'associazione Gloria qui di Favara, che diciamo è un'associazione che quotidianamente, che 24 ore su 24 è presente nel territorio e che per certi versi fanno un lavoro che dovremmo fare noi, è un lavoro di volontariato, non è un lavoro chiaramente né remunerato né pagato, assieme a tante altre collaboratrici, psicologi, la stessa Liliana è una, diciamo, Militello è una che mette la faccia in prima persona. Bene, noi dovremmo dire grazie, perché mentre noi magari dormiamo a casa e quindi passiamo una notte tranquilla, loro sono in giro assieme, diciamo, alle forze dell'ordine a trovare una protezione, a trovare un luogo sicuro di una persona che ha subito violenza o che ha rischiato la propria vita assieme magari a qualche bambino o a qualche bambina. Bene, io sono veramente contento. Per noi questa giornata, che oggi è il 27, non è il 25, però era giusto che ci fosse la presenza degli alunni e la presenza di tutti, sono veramente contento e come dire, io mi auguro che da queste piccole cose, si dice spesso la scuola già fa il suo lavoro, però questo problema della violenza è un problema che appartiene solo agli uomini, perché la violenza sulle donne la facciamo noi uomini, bene, però è un problema culturale, c'è un problema che deve mettere assieme la scuola, deve mettere assieme l'associazione, deve mettere assieme il volontariato, deve mettere assieme le istituzioni, quindi i comuni, gli enti locali, deve mettere assieme le forze di polizia, le forze dell'ordine. Bene, se tutti assieme facciamo rete, io penso che riusciremo a sradicare questo, che è una delle cose peggiori che possa esistere, quello di pensare di amare una donna fino ad arrivare al punto di ucciderla. Il nuovo questore di Agrigento ha voluto essere presente a questa iniziativa del CPIA, dove si parla oggi di violenza contro le donne. Sì, è un contesto assolutamente importante per me, perché in un contesto dove ci sono i giovani, e perciò è estremamente importante che queste tematiche vengano affrontate insieme ai giovani proprio in chiave di prevenzione, prevenire. Questo è importantissimo perché consente di evitare situazioni che poi potrebbero portare veramente al compimento di reati estremamente gravi. Attraverso il coinvolgimento dei giovani noi possiamo prevenire quello che è un dramma che sta passando nel nostro paese e a livello assolutamente trasversale colpisce tutto il nostro territorio, perciò bisogna assolutamente agire sui giovani. Stiamo vedendo anche diverse campagne stampa, tra cui una recentemente proprio fatta dalla Polizia di Stato, che invita alla collaborazione e alla denuncia. Certamente. La vittima deve assolutamente essere sicura che in noi può confidare in termini di trasparenza, collaborazione e seguire in un percorso che prevede nella denuncia solamente l'inizio. Sì, un'iniziativa importante, perché vedete in questa settimana abbiamo fatto diverse iniziative, sia qui al Castello stamattina, settimana scorsa, nelle scuole, però quella di oggi assume un carattere particolare, speciale, perché abbiamo la possibilità di confrontarci con diversi ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo, ma soprattutto dall'area del Mediterraneo, e scoprire, parlare e confrontarci sulle differenze è importante. Scopriamo che purtroppo, ahimè, la violenza non è una questione di religione, di cultura, ma è all'interno dell'uomo stesso. L'uomo è violento e spesso si sfoga con quella che ritiene più debole, in molti casi la donna. Ecco, serate come queste quanto sono importanti per discutere su un tema che è sempre purtroppo attuale, la violenza contro le donne? Sono fondamentali perché è importante fare prevenzione. Gli strumenti che abbiamo sono questi: sensibilizzare e prevenire, perché appunto non dobbiamo arrivare al fatto drammatico. E ringrazio per questo il dirigente scolastico del CPIA, ingegnere Santino Lopresti, che ci dà sempre la possibilità di appunto dare voce al Centro Antiviolenza Gloria e fare prevenzione e parlare con i giovani.
è fondamentale, perché per quello che abbiamo assistito in questi giorni veramente è un dolore vedere che ancora, nonostante tutto quello che si è fatto, c'è tanto ancora da fare. E ci tengo a precisare che da quando è successo quando è successa la tragedia della povera Giulia, sono aumentate le chiamate al centro antiviolenza Gloria. Da una parte ci rendiamo conto che si sta prendendo coscienza anche delle cose che prima venivano sottovalutate, quindi chiamate da parte di ragazze, ma anche chiamate da parte dei genitori, delle mamme, dei papà, che allarmati ci segnalano dei comportamenti di controllo, dei comportamenti a rischio all'interno della relazione. Diciamo no alla violenza, l'iniziativa organizzata presso la chiesa del villaggio Peruzzo di Agrigento con la partecipazione degli alunni della scuola Margherita Hack, il comitato di quartiere del villaggio Peruzzo e la partecipazione dei genitori di Antonella Ferro, uccisa anni fa per femminicidio. Oggi anche la vostra testimonianza ai coniugi Ferro per ricordare purtroppo quello che è successo tantissimi anni fa a Raffadali. Per noi è sempre attuale il dolore, non è mai finito, anche se sono passati diversi anni, ma vedendo che la cosa sempre diventa più tragica in tutta Italia, in tutto il mondo, ci sentiamo obbligati di aiutare un pochino questa società che sta prendendo una brutta piaga e vorremmo essere di aiuto a questi giovani, a tutti questi uomini che veramente stanno commettendo un orrore, veramente. Vorremmo già aiutare da piccolini i ragazzi che possano capire l'importanza del rispetto verso la donna soprattutto, ma anche di tutti i tipi di violenza che ci sono. Ecco, siamo qua, io mi sento in missione per quanto c'ho tempo e lo posso anche dedicare a questa missione grande, che possa essere di supporto e di aiuto. Sì, io volevo dire che le istituzioni stanno facendo pochissimo, tutti ne parlano, ma non si va ad agire seriamente contro queste assassine. E per fermare queste assassine ci vuole la certezza del carcere a vita, solo questo. Oggi una testimonianza qui proprio davanti alla chiesa del villaggio Peruzzo. L'Istituto Rita Levi Montalcini oggi qui al villaggio Peruzzo, alla chiesa di San Pio, per una giornata contro la violenza sulle donne. Sì, anche oggi qui vogliamo celebrare e rinnovare il nostro invito contro la violenza sulle donne con un no molto forte. Già precedentemente la scorsa settimana abbiamo svolto questa manifestazione al plesso centrale e oggi con i ragazzi del plesso del villaggio Peruzzo stiamo dicendo ancora una volta no alla violenza contro ogni forma di femminicidio, contro ogni forma di violenza nei confronti di ogni persona. Abbiamo stamattina concordato con il comitato di quartiere questa bella esperienza alla quale stanno partecipando tutti gli alunni dei vari plessi del villaggio Peruzzo, con la stragrande maggioranza dei loro genitori presenti e con la partecipazione pure dei genitori di Antonella Ferro, una mia ex concittadina che è stata barbaramente uccisa un 20 anni fa. Questa testimonianza che vogliamo dire no veramente forte, deciso alla violenza. Sì, è un momento importante per i ragazzi, anche per i grandi. Questa testimonianza di queste coppie, di questa famiglia colpita gravemente come tante altre è stata molto bella, significativa, profonda e ha saputo dare un messaggio fondamentale, quella di stare accanto ai bambini che crescono, perché da lì si parte nel rispetto, nell'imparare ad ascoltare, a rispettarsi reciprocamente. Quello che si impara bene a casa diventa vita. Quando a casa si vive da soli, o i bambini crescono da soli per tanti motivi che non voglio qui elencare, evidentemente dovendo affrontare i problemi da soli non sempre trovano la via giusta e purtroppo potrebbe essere anche quella più drammatica. Quindi l'invito di questa coppia che ha sofferto la perdita della propria figlia è stato proprio questo, non solo ai bambini per rispettarsi, ma ai genitori di accompagnare i propri figli. Ma io mi permetto di dire non solo i maschietti, ma anche le femminucce, i bambini e le bambine vanno accompagnati sempre.
devono sentirsi proprio accanto l'affetto, l'amore, la fermezza, la dolcezza del proprio genitore che li fa crescere nel bene e nel rispetto degli altri. Anche il Comitato di Quartiere del Villaggio ha ritenuto importante mobilitarsi oggi insieme alla scuola del villaggio e alla chiesa in questa manifestazione contro la violenza sulle donne. Esattamente, oggi il Villaggio Peruzzo, in rappresentanza appunto del Comitato di Quartiere per il Villaggio Peruzzo, ha voluto essere partecipe a questa manifestazione in collaborazione con la scuola, perché proprio la scuola, formata appunto da piccoli e da meno piccoli, un po' più grandicelli come la scuola media, sono gli uomini di domani, le donne di domani, ed è per questo è fondamentale investire la scuola, la famiglia, dove è necessario impartire i valori fondamentali della nostra società, perché sappiamo bene che i ragazzi hanno bisogno di conoscere quelli che sono i valori del rispetto, dell'uguaglianza di genere. E il Comitato di Quartiere del Villaggio Peruzzo, con la panchina rossa, simboleggia appunto questa vicinanza a questo tema fondamentale che oggi più che mai è reale e presente nella nostra società. Perciò diciamo no alla violenza, no al mancato rispetto, sì all'amore e all'uguaglianza di genere. Si sono svolti nella serata di ieri 2 consigli comunali straordinari aperti a Favara sul problema scolastico che riguarda l'accorpamento della scuola Ambrosini con l'istituto Guarino, sui precari e sul bilancio. Moscato ha seguito le sedute. Doppia riunione in sessione straordinaria e aperta del Consiglio Comunale di Favara. Non era mai accaduto che si convocassero 2 riunioni nello stesso giorno, ma la Presidente Miriam Mignemi, di comune accordo con i capogruppo, ha proceduto in questo modo poiché, essendo appunto aperti alla partecipazione attiva dei cittadini e degli enti interessati ai temi da trattare, dividendo le sedute si è evitato un superaffollamento dell'Aula. Consiglio Comunale straordinario è aperto che non doveva votare o approvare alcun atto deliberativo, ma è servito a dar voce a tutta la città. Sono stati così affrontati gli attuali e scottanti temi, il primo che riguarda il ventilato dimensionamento dell'Istituto Alberghiero Ambrosini e dell'Istituto Comprensivo Guarino. Il secondo per avere certezze sulla reale situazione finanziaria del Comune, se è ancora in dissesto, e sull'approvazione dei bilanci, argomenti necessari e propedeutici alla proroga dei contratti e alla stabilizzazione dei circa 300 lavoratori precari del Comune di Favara. Grande la partecipazione dei cittadini per entrambe le sessioni. Sul fronte scolastico si è chiesto l'impegno di tutti per evitare l'accorpamento dell'Ambrosini con un istituto di Agrigento. Si è chiesto che la prestigiosa scuola, nata a Favara oltre 40 anni fa, tra le prime scuole ad indirizzo alberghiero in provincia, rimanga autonoma e soprattutto resti a Favara, che il dimensionamento e l'accorpamento resti l'estrema ratio e che comunque, se inevitabile, sia fatto con un istituto superiore di Favara, in modo tale che la titolarità della sede resti a Favara, da scongiurare anche l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Guarino. Approfondita e sicuramente più tecnica la seconda sessione del Consiglio straordinario, quella relativa alla situazione finanziaria dell'ente comune, che sembra uscito formalmente dal dissesto finanziario, anche se ancora non c'è la nota ufficiale del Ministero, ma che ancora non ha i bilanci, per cui non può procedere alla stabilizzazione dei precari. Proprio per queste problematiche, le 2 questioni finanziarie e precari sono state affrontate insieme nello stesso Consiglio Comunale straordinario. Il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione, Paolo Ancona, ha fatto un excursus storico del dissesto che sembra chiuso, o meglio lo sarà con l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento Finanze, al quale è già stato inviato. In ragione di ciò, la Commissione potrebbe terminare il proprio compito anche entro la fine dell'anno.
Il presidente dei revisori dei conti, Giuseppe Bilello, ha trattato i temi più attuali della questione finanziaria. È emerso che il comune di Favara non è più in dissesto, ma ancora formalmente non è uscito. Essendo l'approvazione dei bilanci necessaria e propedeutica alla stabilizzazione, sull'iniziativa della Presidente Miriam Mignemi è stata formulata una richiesta di parere al Ministero per procedere alla proroga dei contratti e garantire la continuità del servizio e quindi procedere poi alla stabilizzazione. Sul tema scuola e precari, intanto, oggi il sindaco Antonio Palumbo e il prefetto Filippo Romano si sono recati a Palermo per una interlocuzione con il governo regionale. Più sicuri insieme, al via la campagna di sicurezza per gli anziani curata dall'Associazione Anziani e Pensionati della Confartigianato, in collaborazione con il Ministero degli Interni, la Polizia di Stato e i Carabinieri. La presentazione si terrà il prossimo 1 dicembre con un incontro con il comandante dei Carabinieri Anna Putortì. Vediamo ora un video promozionale di cui è testimone proprio il comandante dei Carabinieri di Agrigento Putortì. Una truffa consumata, il racconto della figlia dell'anziana che è stata truffata l'altro giorno. Vestito come quelli che fanno le strade, sa, con quei giubbotti arancioni. Sono da pigliare tutto li sono da pigliare. Torna l'allarme truffe ai danni di anziani, Hanno voluto prendere tutte le targhette delle medicine. Con questa scusa l'altra è andata al bagno e è andata girando per la casa dove sono i soldini. Se degli sconosciuti suonano alla vostra porta con degli strani tesserini, non aprite, potrebbero essere dei truffatori. Nessun ente di pubblica utilità manderà mai i propri dipendenti a chiedere il pagamento di bollette o rimborsi. Nel dubbio chiamate il 112. Personale delle forze dell'ordine che si presenta a casa vostra è sempre in uniforme. Se per strada venite avvicinati da persone che chiedono informazioni che vi riguardano, non datele. Se vi sentite seguiti e osservati, chiamate subito il 112. Attenzione se ricevete chiamate da persone che chiedono il pagamento di somme di denaro per eventi che hanno interessato i vostri familiari. Potrebbe essere una truffa. Attenzione anche a chiamare i numeri da loro forniti. Dall'altra parte della cornetta potrebbe esserci un loro complice. Per qualsiasi dubbio o richiesta d'aiuto chiamate il 112. Schiuma in mare a San Leone, la località balneare più frequentata della città, lo denuncia l'associazione Mare Amico che ha diffuso un video e una foto. Fino a quando, scrive l'associazione, continueremo a scaricare le fogne non depurate e piene di tensioattivi nel fiume Acregas. Continueremo a vedere queste oscene immagini di schiuma party a San Leone. I tensioattivi, spiega Mare Amico, si depositano sul fondo del mare e quando ci sono le mareggiate si formano queste particolari e maleodoranti schiume che vanno a finire nella sede stradale del porticciolo turistico di San Leone. È stato sottoscritto dall'Istituto Gallo di Agrigento un protocollo d'intesa per favorire percorsi per l'acquisizione di competenze e orientamento nel settore alberghiero a 5 Stelle con il gruppo dell'Adler diffuso in tutto il territorio nazionale con diverse sedi, una tra queste ubicata a Siculiana Marina. Noi eravamo sul posto. Istituto Gallo, oggi un importante momento formativo con un incontro con il gruppo internazionale di ristorazione alberghiero l'Adler. Sì, è un incontro diciamo molto importante per i nostri ragazzi perché dà l'opportunità di conoscere un'eccellenza del territorio dove è possibile, una volta completato il ciclo di studi, trovare una sistemazione che dia veramente la massima realizzazione professionale anche ai ragazzi. È un'eccellenza del territorio perché è organizzata in maniera chiaramente impeccabile, inserita in un contesto
paesaggistico straordinario che è quello di Siculiana, della costa di Siculiana, ma molto importante anche l'organizzazione, i servizi che vengono a essere offerti e la passione con cui si lavora per far sì che l'ospitalità alberghiera sia dalle nostre parti, nella nostra provincia, è veramente un motivo di attrazione dei numerosi turisti che vengono nel nostro territorio, che diciamocelo pure, è vocazione turistica, quindi ha necessità di eccellenza anche in questo campo. Ho accolto assieme al collegio con entusiasmo l'invito da parte del direttore dell'Adler di iniziare un percorso che oggi vedrà questo incontro, ma nelle prossime settimane vedrà un lavoro dei nostri ragazzi come PCTO, come alternanza scuola-lavoro all'interno della struttura, un lavoro che li porterà proprio a contatto, diciamo, a lavorare sul campo in modo tale da imparare quelli che sono, non dico i segreti del mestiere, ma tutti quegli aspetti che fanno di un lavoro un'autentica passione. Quanto è importante questo accordo per il vostro settore, per gli alunni del Gallo, con un gruppo così prestigioso che è quello dell'Adler? Allora, questa è un'opportunità importantissima per la nostra scuola, in particolar modo per i nostri ragazzi, andare a creare questo rapporto con una struttura così prestigiosa che ha una sensibilità, un'attenzione riguardo il territorio, infatti cerca di promuovere i lavoratori che sono all'interno del proprio territorio e non solo i lavoratori, e quindi li va a intercettare all'interno degli istituti alberghieri formandoli e quindi dandogli gli strumenti di creare dei futuri professionisti che si sappiano destreggiare in un modo eccellente all'interno di alta ristorazione, ma anche promuovono il territorio a 360 gradi, infatti promuovono i prodotti a chilometro zero e quindi per la nostra provincia è una manna dal cielo questa mentalità, questa filosofia di promuovere la sicilianità. E nello stesso tempo bisogna dare merito che hanno realizzato una struttura spettacolare che si è inserita in un contesto ambientale senza deturparlo, anzi lo ha valorizzato, e quindi per noi docenti e anche il nostro dirigente in particolar modo è entusiasta di dare questa opportunità alla nostra scuola e di andare a braccetto con questa struttura nel formare il futuro cittadino siciliano e professionista che opererà nel settore turistico alberghiero. Ci può essere un inserimento un domani di questi alunni del Gallo presso la struttura, ma non solo di Siculiana, ma abbiamo visto come stanno facendo vedere nei filmati anche in tutta Europa. È già dall'anno scorso che noi interagiamo con il gruppo Adler, siamo stati ospiti, li abbiamo invitati anche a scuola e da lì abbiamo creato una convenzione che speriamo possa portare i frutti che tutti abbiamo cercato di creare. Loro prioritariamente cercano personale, ma non è un problema solo dell'Adler, non è un problema nazionale. Sì. Oggi la figura dell'addetto alla ristorazione è un po' latente per diverse sfaccettature. Però l'Adler è un nome, è un marchio, abbiamo visto le strutture che loro hanno, diciamo, posizionate nel nord Italia e centro Italia, hanno investito qua al sud valorizzando e, diciamo, portando una risorsa che per il territorio è un qualcosa di importante. E la loro idea è quella di interagire con le scuole, gli istituti professionali alberghieri in modo tale da creare, formare e inserire nei loro contesti che possano essere del sud o del nord Italia e poi farli ritornare nella sede diciamo, dove sono stati formati, con un'idea a 360 gradi che vada diciamo, a creare quella che è la nuova forma di ristorazione e una nuova forma di accoglienza sul territorio. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Si è svolta stamani presso la piazza Ravanusella di Agrigento la presentazione del bando Coop Startup Sicilia promosso da Lega Coop Sicilia e Coop Fondi.
L'iniziativa si presenta come un'occasione unica per promuovere lo sviluppo imprenditoriale, incentivare l'innovazione e favorire la collaborazione tra le realtà imprenditoriali emergenti in Sicilia. Presentato stamani il bando Coop Start Sicilia promosso da Lega Coop Sicilia e Coop Fond. Il bando presenta come un'occasione unica per promuovere lo sviluppo imprenditoriale, incentivare l'innovazione e favorire la collaborazione tra le realtà imprenditoriali emergenti nell'isola. Coop Startup Sicilia è un bando finalizzato a promuovere e a favorire la nascita di nuove cooperative, finanziando per l'appunto le start-up sotto forma di cooperative. È un bando interamente finanziato dalle risorse del Movimento Cooperativo Italiano e nella fattispecie dalla Lega delle Cooperative e da Coop Fond, che è il nostro fondo mutualistico per lo sviluppo e la crescita della cooperazione italiana. Si rivolge appunto ai giovani che vogliono costituire una nuova cooperativa o alle cooperative già costituite da non più di 36 mesi. L'obiettivo è quello di costruire una nuova cooperazione che vada nella direzione della sostenibilità, dell'innovazione e dell'economia green. Da questo punto di vista la Coop Sicilia ha già investito molto su questo tipo di cooperative. Riteniamo che un migliore utilizzo e fattivo utilizzo del bando ci possa meglio consentire di costruire nuova cooperazione in un momento particolarmente drammatico dal punto di vista economico per il nostro paese e per il resto del mondo. Ma è molto semplice, bisogna andare sul sito di coopstartup.it, dove c'è dentro appunto, si vede la mappa della Sicilia, cliccare, c'è tutta una pagina dedicata alla Sicilia. Si fa telematicamente, è molto semplice, una pre-registrazione e si parte con un progetto che si chiama 10 Step for Coop. Sono 10 piccoli passaggi dove viene data della formazione a questi possibili potenziali neoimprenditori. Alla fine di questi 10 passaggi si parte con un percorso di formazione dove, accompagnati da dei tutor messi in campo da Lega Coop e dagli altri partner come Unicredit, Camera di Commercio di Palermo e Università degli Studi di Palermo, si finalizza la formazione a costruire dei progetti di impresa. Tra questi progetti di impresa 3 saranno selezionati e saranno premiati con un piccolo finanziamento economico per sostenere le costituente start-up cooperativa. Che tipo di impresa potrebbe nascere? Beh, si è più aperti, non c'è uno specifico, è abbastanza ampio, è ovvio che si spera che siano idee e imprese sostenibili e che guardino al territorio. Si è riunito al gruppo di preghiera Padre Pio presso la parrocchia Santa Rosa da Viterbo, una celebrazione religiosa per la preghiera e la distribuzione dei rosari ai componenti nel solco degli insegnamenti del santo di Pietralcina. Abbiamo seguito l'evento, per noi Margherita Trupiano. Don Luca, oggi è un momento importante per il gruppo di preghiera Padre Pio che si riunisce, poi la distribuzione della corona. Ci racconti un poco di questa esperienza che è molto emozionante. Sì, siamo grati a Fra Luigi Librera Cappuccino della comunità francescana di Canicattì per essere stato questa sera qui a presiedere questo momento importante nella vita del gruppo di preghiera di Padre Pio. La consegna del rosario si inserisce perfettamente nella spiritualità del frate Cappuccino ed è una delle fasi che permettono al gruppo di continuare a vivere come ogni venerdì attraverso l'adorazione la spiritualità del santo di Pietralcina. È un rituale che comunque voi portate avanti settimanalmente? Sì, ogni settimana c'è l'adorazione con le riflessioni tratte dall'epistolario di Padre Pio, la coroncina di Padre Pio e poi il rosario mariano. Quanti ne fanno parte di questo gruppo? I membri del gruppo sono circa una trentina ed ad Agrigento è l'unico gruppo esistente. Rosa Maria Bonfiglio, cosa vuol dire fare parte del gruppo di preghiera Padre Pio e perché c'è un gruppo di preghiera specifico? Allora, fare parte di un gruppo di preghiera di Padre Pio significa seguire la spiritualità di Padre Pio, una spiritualità di questi tempi magari può sembrare apparentemente controcorrente, un po' arcaica per certi versi, però è sempre quanto mai più attuale, perché Padre Pio ci manifesta la paternità e la bontà del cuore misericordioso di Gesù,
Chiunque può far parte di questo gruppo, perché chiunque insomma come dire, anche vuole seguire, vuole approfondire la spiritualità di Padre Pio, che magari può sembrare una spiritualità un po' lontana dai tempi di oggi, magari può essere un'occasione attraverso il gruppo di preghiera per conoscere e amare questo Padre che ci attende tutti alle porte del paradiso. E come si sviluppa questi momenti di spiritualità, come vengono organizzati per chi volesse accedervi? Allora, il gruppo di preghiera ovviamente ha un compito ben preciso, la preghiera. La preghiera che oggigiorno è un po', come dire, così desueta, sembra qualcosa di pesante. Invece la preghiera, proprio come ci dice Padre Pio, è quel nodo che ci lega al cielo. Il gruppo di preghiera si riunisce ogni venerdì, ovviamente reciteremo il rosario, preghiera che Padre Pio amava tantissimo. Recitiamo anche la coroncina di Padre Pio, che è una preghiera che già dai tempi, qui da molti anni, veniva recitata in questa parrocchia, proprio per la devozione profonda che in questa parrocchia c'è sempre stata per Padre Pio. E poi c'è ovviamente la Santa Messa e non può mancare ovviamente l'adorazione eucaristica, stare a tu per tu davanti a Gesù insieme a Padre Pio. Conferenza stampa di presentazione oggi del programma delle attività culturali teatrali del Circolo Empedocleo e i concerti musicali che si terranno il prossimo anno in collaborazione con il Liceo Musicale Empedocle. Presentiamo oggi il programma del Circolo Culturale Empedocleo, uno dei circoli più importanti culturalmente parlando della nostra città. Un programma ricco e intenso. Presidente. Il circolo, diciamo che siamo forse l'unico circolo culturale che propone proprio una serie di eventi e di attività culturali. Abbiamo iniziato questa nuova stagione già con un grosso successo, col primo spettacolo alla 7ª stagione del Teatro da Camera, e giovedì prossimo, cioè dopodomani, riprendiamo anche i concerti, i pomeriggi musicali al Circolo Culturale Empedocleo con i concerti dei ragazzi del liceo musicale Empedocle, col quale abbiamo già stipulato per quest'altro anno una convenzione di collaborazione iniziata l'anno scorso con grande soddisfazione sia da parte della dirigente e di tutto il corpo docente, sia da parte nostra. I concerti l'anno scorso hanno avuto un grosso successo e quest'anno siamo certi che lo ripeteremo. Tutte le altre attività fuori del circolo si compendiano ancora nella ripresa del corso di filosofia, la ripresa della storia di Agrigento dalle sue origini ad oggi, si arricchisce di un corso per smartphone, si arricchisce di concerti di gruppi musicali e band locali e di concerti di cori polifonici, oltre a tutte le altre attività sociali e ricreative del circolo, che sono le serate danzanti, le lezioni di balli di gruppo e sociali, i tornei di burraco, è tutta un'attività sociale, poi una presentazione di libri, convegni di varia natura, che stanno secondo il mio avviso, secondo anche quello che arriva, diciamo, mettono veramente il Circolo Culturale Empedocleo in un primissimo piano nell'attività culturale di Agrigento. Il Liceo Classico Empedocle, inserito in questo progetto, in questo programma per la nuova programmazione del Circolo Empedocleo, come e in che modo? Sì, è il secondo anno che collaboriamo con il Circolo Culturale Empedocleo e ne siamo molto orgogliosi. Sarà una rassegna concertistica sicuramente di grande rilievo, perché come ho detto tante altre volte, lo ripeto ancora oggi, i nostri ragazzi lavorano come dei veri professionisti, naturalmente guidati dai loro docenti, quindi saranno delle bellissime esibizioni alle quali siete tutti invitati. Sono dei momenti di grande rilievo per la nostra scuola, perché collaboriamo perfettamente e integralmente con il territorio che ci circonda e poi anche in un posto di così grande pregio come il Circolo Culturale Empedocleo. Tra le tante attività del Circolo Culturale Empedocleo anche
un corso di filosofia tenuto dal professor Elio Di Bella, ma non solo questo, ma anche tantissime altre iniziative che tu fai, Elio. Oggi alle 17:30 faremo il terzo incontro di storia della filosofia medievale. L'anno scorso abbiamo svolto un corso sulla filosofia antica, quest'anno quindi proseguiamo e il tema di oggi sarà parecchio interessante perché è un confronto tra alcuni aspetti della filosofia antica e quella medievale. Quindi quest'anno affronteremo 1000 anni di storia della filosofia e incontreremo grandi protagonisti della filosofia occidentale, in particolare come Sant'Agostino, San Tommaso, ma parleremo pure della filosofia araba. Insomma, grandi temi, speriamo di avere tanta gente, specialmente ci teniamo che vengano quanti non hanno avuto la possibilità di studiare filosofia e che adesso hanno questa opportunità che il circolo offre. Il Teatro Massimo di Palermo rende omaggio al soprano dalla voce leggendaria nel centenario della nascita con il concerto Omaggio a Maria Callas, in programma giovedì 30 novembre alle 20:30. Sul podio dell'orchestra del teatro dirige il maestro Alessandro Cadario. Non sarà un classico gala solo con i più importanti, più famosi titoli, arie, ouverture dal repertorio lirico, ma avrà anche alcuni brani specifici, in particolare 3 danze greche di Skalkottas, che è stato un grandissimo compositore del Novecento e forse uno dei più rappresentativi del sinfonismo greco, un programma creato su misura per celebrare la grandissima Maria Callas. Il programma del concerto rende omaggio ai ruoli più noti interpretati dalla Callas, partendo dal repertorio francese con l'aria dei gioielli di Faust, per passare poi a Verdi fino a concludere con un toccante omaggio al mondo greco con le 5 canzoni popolari greche di Ravel. Hai vinto un premio a Dallas proprio per aver interpretato delle arie di Maria Callas e oggi ti ritrovi qua come soprano per questo spettacolo. Sì, un grande onore per onorare una grandissima cantante. Credo che lei è stata un'icona veramente molto forte per come è andata avanti l'opera, lo spettacolo e per la storia che lei ha creato e soprattutto siccome lei non era solo una voce importante, ma era un interprete importante, un'attrice e una grande anima. Al Teatro Massimo di Palermo Maria Callas fu presente 2 volte, nel 1949 e nel 1951. Maria Callas non è solo un grande simbolo dell'opera lirica e del canto lirico, è qualcosa di più, è anche l'identità della musica e dell'opera e il Teatro Massimo celebra in questo centenario la grande identità attraverso la grande opera di una grandissima artista che rievochiamo come in un sogno in questo omaggio a Maria Callas. Maria Callas è un mito che ancora oggi emoziona e commuove sia per le doti vocali strabilianti che per le vicende di una vita intensa e travagliata, conclusa ad appena 54 anni. La Callas ha avuto una storia particolare, come molti conoscono, ha avuto un'infanzia difficile, un'adolescenza durante la Seconda Guerra Mondiale e poi è venuta qua a studiare ed è diventata famosa qua, quindi il legame con la Grecia c'è, lei l'ha sempre mantenuto, è sempre stata molto orgogliosa di essere greca, ma ha mantenuto anche questo forte legame con l'Italia. Passiamo dallo sport. Il Licata Calcio pareggia con la squadra del Città di Sant'Agata, disputata all'Eneotto di Ravanusa, stadio Saraceno, terminata per una rete per parte. Vediamo la sintesi e sentiamo il direttore sportivo Giovanni Martello a conclusione della partita del servizio di WeSport. Fanno ingresso in campo le squadre, quindi vi auguro un buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati dallo stadio Saraceno di Ravanusa, 15ª tornata del campionato nazionale di Serie D Girone I, Licata contro Sant'Agata, formazioni che entrano in campo lentamente, Licata in divisa totalmente bianca con dettagli giallo-blu, invece divisa nera per il Sant'Agata con dettagli arancioni, squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento, in testa ovviamente la terna, poi capitani Giulio Orlando,
per i gialloblu, che quest'oggi tocca quota 95 presenze, un cenno ai propri assistenti del via Licata Sant'Agata. Chiuso Nunzi da Murge, un ottimo ripiego difensivo, aggredito Orlando, 2 avversari, perde il pallone, attenzione, lo grande il tiro, non la tocca Valenti, palla c'è Capogna, altro cross un po' arretrato, Giannone. Poi il tiro di prima intenzione di Squillace, che ha nelle sue corde questa conclusione mancina. Prova a involarsi sulla fascia, serve in orizzontale Rotulo che va via con un gioco di prestigio. Attenzione Rotulo, prova l'imbucata, troppo forte per Saito. Poi tra le linee Mincica trova una sfera vagante, prova a servire l'inserimento di Marcellino, c'è lo grande tutto sale in mezzo, sbaglia, un rigore praticamente in movimento, lo grande lanciando alle stelle. Correttamente il 3 al Sant'Agata, ha evitato problemi, Giannone con le mani, Saito, altra palla che va nell'area piccola e c'è il gol del Licata, Minacori, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, grave errore comunicativo del portiere Iovino che doveva uscire su quella palla, non l'ha fatto e si è avventato Calogero Minacori, 6° gol in campionato, minuto 19, cambia il risultato al Saraceno, Licata 1, Sant'Agata 0, ha segnato Calogero Minacori. Orlando, regalo al Sant'Agata, Squillace, attenzione, era piccola, con Capogna che viene atterrato da Calaiò, non c'è fallo, quindi ci riprova il Licata. Rotulo, una finta per superare Esposito, poi con l'esterno per Saito, vertice est dell'aria, ancora Rotulo, il tiro deviato in calcio d'angolo del Sant'Agata. Adesso Squillace rilancia in avanti a cercare Mincica in posizione regolare al limite, il tiro e il gol, ha segnato il Sant'Agata, un pallonetto di Mincica su Valenti che era un po' fuori posizione, e al 49esimo cambia il risultato, Licata 1, Sant'Agata 1, ha segnato Mincica. A Rotulo, fischietto in bocca, duplice fischio del signor Scarano di Seregno, finisce il primo tempo, l'ha recuperata il Sant'Agata proprio allo scadere, tutto da solo, Marcellino, Mincica verso Squillace che prova a caricare il sinistro, palla che esce larga, il rinvio per Minacori che di prima trova un pallone illuminante per Saito, attenzione, contropiede delicata, siamo già in aria, il pallone arriva a Rotulo, alta di poco dal limite dell'area, poi si va a sinistra, cercare lo grande, pallone di ritorno per Squillace, cross, basso, attenzione, Mincica in aria, il tiro, fuori. Marcellino che riceve a destra Mincica, il destro basso, la tocca con la punta delle dita, Valenti, corner, Minacori temporeggia, pallone filtrante per Rotulo, in mezzo, non c'è nessuno, non ha tagliato nessuno in mezzo, Rotulo in mezzo, arriva Minacori, si trova il pallone a 1 metro dalla porta, prima Cappella e poi lui, nessuno è riuscito a ribadirla in rete. Punta Lanza sulla posizione di Cavalli, pallone orizzontale per Damone che la piazza, palo esterno del Sant'Agata che risponde subito, non è finita, Aquino in aria, l'arrivo di Squillace, altro cross, libera per un attimo Lanza e poi al volo Mincica la manda alle stelle, riesce nell'imbucata ma riesce comunque a servire Giannone, cross in mezzo, libera Marcellino sui piedi di Orlando, carica il mancino, si allunga Iovino, si sta giocando veramente tanto, attenzione Minacori prova a sfondare e stavolta sì che arriva il triplice fischio, game over al Saraceno, 1-1 tra Licata e Sant'Agata, una bella partita tra due squadre che non si sono risparmiate, hanno fatto tutto nel primo tempo. Al 19esimo Calogero Minacori ha sbloccato il risultato, l'ha pareggiata al 49esimo, sempre del primo tempo, Salvatore Mincica. Tipica partita che se non puoi vincere non devi perdere, alla fine maturò un 1-1 che secondo noi è il risultato più giusto. Ma concordo, il risultato giusto, è stata una bella partita di calcio, potevano vincere loro, potevamo vincere noi, va bene così, andiamo avanti, quando non si può vincere non si deve perdere, hai detto bene. Si allunga una striscia positiva, comunque è un momento buonissimo per il Licata, lo testimonia anche una classifica che probabilmente all'inizio della stagione non è neanche messa in preventivo. Ma continuiamo noi partita dopo partita, viviamo alla giornata,
abbiamo la voglia di far bene, di continuare a far bene. Ancora il campionato è abbastanza lungo, le insidie sono sempre dietro l'angolo, però penso che la squadra ha già una maturità tale anche da capire che bisogna stare sempre sul pezzo, lottare domenica dopo domenica e allenamento dopo allenamento. La Fortitudo vince al Palamongata di Porto Empedocle domenica scorsa contro la squadra del Latina nell'ultimo girone di andata per 88-77. Sentiamo il coach Damiano Pilot e il giocatore Nino Morici al termine della partita. Sì, c'è tanta soddisfazione perché le premesse erano esattamente quelle che hai appena ribadito tu. Questa era una partita che per tutte e due le squadre contava tantissimo per chiudere il girone di andata bene, per loro poi venivano da una vittoria tolta poi ridata, una partita all'ultimo secondo giocata con Treviglio, quindi motivazioni molto alte. Noi venivamo qui in una partita fondamentale comunque ancora con l'assenza di Albano che non voglio che sia un alibi, però è normale che per questa squadra è un'assenza che pesa tanto, quindi sicuramente non era facile. E non è stata facile questa partita, sono molto soddisfatto perché nello spogliatoio abbiamo parlato di 2 o 3 indicazioni che nei primi 2 quarti ci stavano dando fastidio, che erano i rimbalzi d'attacco su cui loro stavano vivendo e quelle situazioni in post basso che un pochino ci stavano facendo soffrire perché abbiamo giocato con un quintetto piccolo, tantissimi minuti di Morici da 4 e quindi sotto taglia. Nel secondo tempo queste 2 cose le abbiamo sistemate alla grande, direi. I rimbalzi d'attacco erano 6 nel primo tempo, a fine primo tempo, e sono 7 a fine partita, quindi siamo stati bravissimi da questo punto di vista e c'è un dominio a rimbalzo perché comunque abbiamo 45 rimbalzi contro 31, quindi siamo stati bravi nei momenti in cui loro hanno abbassato le percentuali a non fargli avere seconde chance. Questa è una vittoria che conta tantissimo, il gruppo ne aveva bisogno, l'ambiente ne aveva bisogno, abbiamo fatto una settimana molto buona, molto dura di allenamenti che sicuramente ripeteremo perché questo deve essere lo standard, però oggi contava vincere e sono felice che i ragazzi possano finalmente rigodersi questa sensazione dopo 2 partite che ci avevano lasciato molto, molto amaro in bocca. A livello tattico, anche motivazionale, quanto pesa l'assenza di Albano? Tantissimo, tantissimo, perché sicuramente tu meglio di me e tantissima gente meglio di me sa che cos'è Albano per questa squadra, per questo club. Oggi per me è stato fondamentale averlo lì in panchina perché comunque anche quella parola che può dire ai ragazzi quando tornano in panchina, soprattutto nei momenti difficili, è preziosissima, ha un ruolo al di là della tecnica, proprio a livello di carisma, che è linfa per questo gruppo. Quindi è un'assenza che pesa tanto, però ha responsabilizzato gli altri, sono venuti fuori di nuovo diciamo un trio di giocatori che spicca per punti, che sono i 2 americani e Lollo, che sicuramente ci hanno dato una gran mano nel portare avanti quello che era il nostro piano partita, che ti posso dire oggi è stato rispettato bene perché ci eravamo preposti di difendere con energia, con aggressività e di correre ogni volta che ne avevamo l'occasione. Questa partita viene spaccata in quel momento che riusciamo a segnare 4 contropiedi dopo 4 buone difese, quindi siamo stati bravi a portare il piano partita, che è quello su cui abbiamo lavorato in tutta quanta la settimana, e adesso dobbiamo continuare a evolverci e a migliorare in questo campionato che non ha tregua e soprattutto non trova un padrone, perché ho visto un pochino i risultati, c'è una vittoria di Gemano contro Cantù che comunque sballa molto gli equilibri, ieri Casale che vince contro Milano, quindi non c'è da rilassarsi neanche per un istante. Adesso arriva il turno infrasettimanale e quindi bisogna farsi trovare pronti prima fisicamente e poi tatticamente. Una cosa diversa che abbiamo visto rispetto alle altre partite è che al rientro dagli spogliatoi c'è stato un atteggiamento diverso, molto propositivo, quindi cosa è successo negli spogliatoi oggi? Guarda, negli spogliatoi c'è stata un'analisi molto breve tattica, perché effettivamente quello che c'era di tattico e che stavamo soffrendo era un dettaglio, quello del post basso. C'erano 2 fattori che erano i rimbalzi d'attacco e le palle perse, di cui non parliamo di tecnica, lì è più una questione mentale. Abbiamo regalato dei rimbalzi d'attacco senza fare tagliafuori e delle palle perse con i passaggi orizzontali, quindi errori troppo basilari per parlare di tecnica. Abbiamo parlato di quello, abbiamo alzato il livello di responsabilità di tutti e secondo me poi, come spesso ci è capitato al contrario, però questo sport è così, Latina è entrata leggermente più soft di noi nel terzo quarto, ha sbagliato 2 tiri di troppo e noi lì siamo stati voraci nel cogliere quell'opportunità forzando un time out dopo neanche 2 minuti.
Questo è quello che dobbiamo fare ogni volta, soprattutto su questo campo, e che oggi ci è venuto bene. Nico, era fondamentale vincere, era fondamentale anche chiudere il girone di andata con una vittoria. Quanto è stata sofferta questa vittoria e quanto è importante vincere oggi? Assolutamente sì, ce lo siamo detti fin da martedì che l'unica opzione oggi era vincere. Devo dire che i ragazzi si sono fatti un mazzo tanto questa settimana perché non eravamo quelli di Cremona e volevamo dimostrarlo soprattutto alla gente che ci continua a seguire, ci dà forza, ci dà carica, quindi questa vittoria va anche dedicata a loro, così come al capitano Albi, che lo stiamo aspettando che torni, che è anche lui un pezzo fondamentale di questo gruppo. Al rientro dagli spogliatoi oggi si è vista una fortitudo diversa anche rispetto ad altre partite, cosa è cambiato? Semplicemente il coach è stato bravo a sottolineare le cose che stavamo concedendo agli avversari, a svegliarci un pochino, a darci quella fiducia che ci serviva per fare un terzo quarto di qualità e provare a prendere un vantaggio da poter gestire fino alla fine, un po' come è stato. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo girone di ritorno? Da dove si riparte? Ormai conosciamo gli avversari, iniziamo a conoscerci a noi stessi, ci sentiamo meglio fisicamente e si vede, quindi noi assolutamente proveremo a fare meglio di questo girone d'andata, sapendo che ci sono partite che saranno vita o morte e dobbiamo affrontare soprattutto quelle al massimo dell'intensità. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, vi auguriamo una buona serata.